Siamo qui con Marco. Ok, se dovessi andare su un'isola deserta, c'hai acqua, cibo, tutto quello che vuoi. 3 cose che ti porteresti. Acqua, cibo e tutto quello che voglio. Sì. Questo. No, già ce l'hai di base. Allora va bene. Ho A tutto posto. quello che voglio. Siamo qui con la Suzuki GSX 600. Grazie padrone, io adesso non dovrei più lavorare la terra in India che è sempre sobborga, è sempre piena di cacca e adesso posso lavorare qua in Italia, bel posto, bella gente. Se dovreste andare su un'isola deserta, avete a disposizione solo 3 cose da portare, cosa portereste? Cibo e acqua già sono inclusi. Una donna. Un uomo. Una penna da mangiare. Acqua e vino, Carne. roba da mangiare. Se doveste andare su un'isola deserta, cosa portereste? Penso, allora sicuramente telefono, powerbank e portafoglio. Una panchina perché poi dove si siede, capito? Secondo me un po' da mangiare. Un cane, così se finisce il cibo uno mangia. E lui o non è lui? Ma certo che è lui! Se lei dovesse andare su un'isola deserta, dove c'è già acqua e cibo, dovesse portare solo 3 cose, cosa porterebbe? Mia moglie, la prima, la seconda e la terza, la 1, la 2 o la 3. Sono donne. La donna è un male, ma è un male necessario. La donna può fare a meno degli uomini, perché la natura così l'ha messa in condizione, madre natura. L'uomo è soggetto per forza andare dalla donna, nei modi più svariati. Quindi non trattate male le donne, non le fate piangere e sapete che se la donna dice no, siete fottuti. Non so se rendo l'idea. Sì. Cosa porterebbe? 3 cose. Mia moglie di sicuro, no? Se dovessi andare su un'isola deserta, cosa porteresti? Forse dire la fessa a livello sempre concettuale. Ok, siamo con Pif. Ma lo spelling di Quara? KVAETSLARAIA. Kvara. K. Redazione, è corretto? Se dovessi andare su un'isola deserta, cioè cosa porteresti? Gli anelli, cane e bracciali. Siamo con Udu. Ok. Odu, Se dovesse andare su un'isola deserta, cosa porterebbe? Cibo e acqua sono già inclusi in queste 3 cose. Ah, già sono cibi e acqua, già Quindi 3 incluso. cose a disposizione. Già ce l'hai. Allora, mangiare, un falò. La legna, il fuoco. Il pesce. Cosa accendere un falò? Pesce a fare arrostito. Se voi doveste atterrare su un'isola deserta, che cosa portereste? Una bella fanciulla. Bisogna vedere se la fanciulla poi starebbe No, con ma è noi. obbligata. È obbligata. Se doveste andare su un'isola deserta, cosa portereste? Io porterei una donna. E fucile. Qualcosa di pesante per la notte. Televisore Osimen. La Gravasca mi ricordo che quando uno pigliava un ragazzo con... Ora siamo con la Opel Agila. Come si chiama? Sì, salve, sì, sono la Opel Agila. Allora, se tu dovessi andare su un'isola deserta, cosa porteresti? Allora, sull'isola deserta vi porterei sicuramente il gelato Agila e poi la lancia Y, così mi faccio una bella chiavata. Se voi doveste andare su un'isola deserta, cosa portereste? Un basso tuba. Erba, filtro e cartine. Allora Ciro, se dovesse andare su un'isola deserta, cosa porterebbe? Delitto e castigo. Siamo con Gregorio. Su un'isola deserta, cosa porterebbe? Mi piacciono i thriller, mi piacciono i miei gatti, mia figlia. Se dovessi andare su un'isola deserta, e cosa porteresti? Penso il telefono perché serve sempre. Se dovesse andare su un'isola deserta dove ha già cibo e acqua, può portare 3 cose. Cosa porterebbe? Per tutti i figli, marito, figli, Cosa? marito, figli, fratelli. Che possano continuare in eterno. Prego. Sono pterodattilo. Se lei dovesse andare su un'isola deserta, My name Joseph Martin Fernando. My country Sri Lanka. Nigambo. se tu fossi su un'isola deserta, cosa porteresti? Solo 3 cose. Una puff. Una puff.
Poi porto un coltello, non si può mai sapere, una scimmia addosso ammazzo. No, perché in mezzo ai macachi mi devo. No, compagnia no, sono un solo eremita. Dovreste andare su un'isola deserta. Avete solo 3 cose a disposizione da portare. Cosa portereste? Un accendino. No, aspetta, l'accendino no, una bella lente di ingrandimento. E poi non sai, accendo tutto adesso. Io porterei wifi, un telefono. Come si chiamano? Le cose che ti mettere capo dormire, come si chiamano? Don Antonio Luis. Se dovessi andare su un'isola deserta, cosa porterebbe? Sicuramente la Bibbia, poi il breviario e poi non lo so, terza cosa un crocifisso. Le giostre in Svizzera sembrano i circuiti di Squid Game. Salviamo.